Cari telespettatori, rieccoci insieme. Allora, quest'oggi parliamo di turismo. Lo facciamo perché siamo nel pieno, nel cuore della stagione, perché tanti ci stanno pensando, alcuni sono già turisti e nel nostro territorio, per il nostro territorio, speriamo che alcuni afferiscano anche alle nostre strutture, ma parleremo anche di pubblici esercizi perché è un settore particolarmente colpito. Capiremo anche perché, cosa si potrebbe fare, cosa propone la categoria. Nostri interlocutori odierni, qui in studio, carne e ossa, abbiamo Filippo Segato, segretario regionale FIPE Confcommercio del Veneto. Ben arrivato. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie segretario. Collegato con noi dalla sede istituzionale di Venezia, l'assessore Federico Caner, assessore della Regione del Veneto al turismo. Ben arrivato assessore. Grazie di dedicarci del tempo, grazie molte, che lei ritaglia tra l'altro perché è impegnatissimo. Allora, do subito la parola, mi consenta anche il nostro ospite qui in studio, ma sappiamo che poi lei ci deve anche purtroppo lasciare prima. Allora, Regione del Veneto, situazioni altalenanti perché prima sembrava che certi flussi turistici potessero arrivare da alcuni paesi, voi Russia o quant'altro, poi in realtà sono stati prontamente bloccati per pericoli effettivi alla salute. Allo stato attuale che cosa risulta? Qual è la situazione per le strutture di ricettività, per i flussi che arrivano nei vari territori? Ma guardi, la verità è questa, noi eravamo partiti anche abbastanza bene con luglio, nel senso che si cominciava a vedere una movimentazione di turisti anche stranieri, in particolare provenienti dalla Germania e dall'Austria e quindi si stavano un po' muovendo le cose a fronte anche di una situazione che sembrava qualche mese fa essere completamente persa per il turismo estivo. In realtà soprattutto la costa, la montagna veneta, anche il lago di Garda in parte perché forse un po' più in sofferenza, però una movimentazione c'era. Ovvio è che le ultime, diciamo, notizie legate a possibili ritorni del Covid e diciamo quella famosa notizia legata all'imprenditore vicentino che aveva un po' riportato questo ceppo serbo nel territorio, ha frenato un po' gli entusiasmi e ha messo in allarme il sistema e per cui magari certe persone che volevano prenotare hanno cominciato ad aspettare, il che significa non che non arriveranno, ma che magari le prenotazioni arriveranno sempre più sotto misura, sotto soglia, voglio dire, cioè poco tempo prima, voglio dire, di partire, e questo ovviamente getta un po' nell'incertezza tutte le persone che lavorano di turismo. Ecco, io mi sento innanzitutto di ringraziare tutti gli albergatori, il mondo dell'extraalberghiero, gli operatori turistici in genere, gli stabilimenti balneari e non solo, cioè tutti coloro che comunque stanno facendo uno sforzo, anche i ristoratori, i bar, tutti coloro che stanno facendo uno sforzo per tenere aperto anche in questo momento, perché si tratta di un servizio che si dà al mondo turistico di fronte comunque a un'incertezza. Noi siamo fiduciosi, ripeto, se non ci fossero state queste ultime notizie noi si andava sempre in crescita, magari lenta ma costante. Non le nascondo che insomma le ultime notizie sono state un po' così difficili da digerire. Ovviamente questo non significa che c'è un ritorno, diciamolo chiaramente, del virus, dico solo che ha creato un po' di preoccupazione. Nonostante, guardi, il virus veneto, cioè quello di ceppo veneto, in realtà ormai è conclamato che ha perso la sua forza. La paura, se mai c'è, è relativa proprio a virus che possono rientrare in Italia dall'estero perché provenienti da altri paesi. Assolutamente. Ecco, voi avete fatto anche degli incontri istituzionali importanti con capi di Stato esteri per cercare di trovare degli accordi. All'inizio c'era il terrore per questo corridoio verde, no, che si era creato con la Croazia, che quindi privilegiava le coste della Dalmazia anziché le nostre. Come sono andati questi accordi? Che cosa prevedono? Sono contingenti al momento? Sono anche in proiezione del prossimo anno? No, sono contingenti del momento. Devo dire che noi siamo intervenuti subito come regione per chiedere anche al governo di intervenire in sede europea, l'abbiamo fatto anche con gli europarlamentari per chiarire questa situazione, ci è stato dato subito riscontro di intervento. In realtà quella era una mossa
se vogliamo anche legittima, da parte di alcuni, in particolare la Croazia, che cercava di approfittare della situazione di debolezza dell'Italia e quindi non solo del Veneto per potersi accaparrare dei turisti. Devo dirle che questa cosa qua, a parte il fatto di essere stata bloccata perché abbiamo chiesto all'Europa che non ci fossero corridoi preferenziali di alcuni stati membri con altri, devo dirle però che in questi giorni questa cosa qua si è raffreddata naturalmente perché, ripeto, nonostante noi stiamo parlando di una situazione positiva in termini, anzi sarebbe meglio dire negativa se parliamo di virus, ma nel senso che da noi le cose stanno migliorando proprio in termini di virus di ceppo veneto, non si può dire la stessa cosa dell'area balcanica, No. dove invece proprio quei paesi, Serbia ma anche la stessa Croazia, cominciano a avere invece una situazione negativa, quindi diciamo che la frittata si è capovolta e loro cominciano ad avere i problemi che avevamo noi tempo fa. Assolutamente, però parlare di flussi turistici, perché non anche ipotizzare magari dal centro-sud Italia verso le nostre destinazioni? Per esempio sappiamo che la nostra zona termale è molto apprezzata dagli abitanti delle regioni del sud, magari incentivarlo anziché la nostra montagna per le attività sportive che si possono svolgere, insomma ci sono tante opportunità che potrebbero coinvolgere l'Italia parte sud, dove magari spostarli verso da noi, verso il Veneto. Avete pensato a una cosa del genere? Sì, certo, noi nella nostra campagna promozionale che cuba circa 2,3 milioni di intervento e una parte cospicua, anzi forse la maggior fetta di queste risorse a disposizione riguarda proprio la comunicazione di tipo tradizionale e molta è stata rivolta nel mercato italiano. Sono partite anche degli spot pubblicitari anche in note TV nazionali, nella stampa nazionale, quindi noi sicuramente abbiamo anche il mercato nazionale come punto di riferimento, anzi abbiamo spostato forse un po' di più l'asticella rispetto al passato, perché ricordo che comunque su 70 milioni di presenze 50 sono di turisti stranieri, quindi per noi era il nostro mercato di riferimento, il nostro business di riferimento, sì, e quest'anno si è un po' modificato. L'80% dei veneti dichiarano di fare vacanze in Veneto e molti italiani verranno in Veneto, magari non propriamente sulla costa, però verranno per le città d'arte, verranno per la montagna, per il lago, per l'enogastronomia, per un turismo culturale che è comunque in sofferenza, perché guardate che di tutti i settori che ho citato probabilmente quello che paga di più quest'anno è proprio quello relativo alle città d'arte, che pagano l'assenza del mercato internazionale e quindi dell'arrivo per esempio del turista americano, sudamericano o asiatico. Ma perché hanno una capacità di spesa superiore? Perché non siamo così attrattivi? Non siamo conosciuti in casa nostra? Cos'è che non funziona? Perché quando è stato... Quest'anno abbiamo proprio il problema del Covid, quest'anno abbiamo il blocco dei trasporti aerei che fa sì che per esempio il mercato americano sia completamente bloccato. Abbiamo pochi vettori aerei in funzione da Venezia a Parigi, a Amsterdam, ma tutto il resto del traffico diciamo aereo è completamente bloccato e quindi di conseguenza mancano quei turisti, mancano addirittura a Venezia che era abituata ad agire in overtourism. Oggi in questo momento abbiamo pochissimi alberghi aperti, meno della metà, e l'indice di occupazione è veramente basso delle strutture aperte. Quindi abbiamo necessità di spingere su Venezia e sulle altre città d'arte, però ripeto, questo è collegato molto al turismo straniero. Il turismo italiano invece tende a, diciamo, a privilegiare non solo le città d'arte ma anche altri tipi di vacanze. La montagna sicuramente da questo punto di vista potrà giovarne, e poi cambia la tipologia. I turisti italiani e anche quegli stranieri che arrivano tendono molto ad andare in appartamento, per esempio nelle locazioni turistiche, o comunque in quei luoghi più isolati, piuttosto che recarsi in albergo per paura di contagio, anche se in realtà questa, se mi permette, è un'ottica sbagliata, perché l'albergo in Veneto è sicuro, anzi forse anche molto più controllato, perché si prevedono appunto protocolli
che sono stati messi in atto di controllo non solo nei confronti del personale che ci lavora, ma anche dell'ospite che entra, sanificazione totale. Quindi io mi sento di dire che siamo veramente tranquilli nelle nostre strutture ricettive, però sa, a livello psicologico il cittadino tende a muoversi così e quindi abbiamo anche una modalità di accoglienza turistica differente. Assolutamente. Chiedo qui al segretario Segato se ha da fare una domanda relativamente appunto anche ai pubblici esercizi che vi riguardano, al settore degli agriturismi, all'assessore, certo, perché sono ambiti comunque molto affini e uno trae giovamento dall'altro. Una considerazione intanto, complimenti all'assessore che naturalmente ha dato una panoramica completa, esaustiva su quello che è il settore e quello che stanno vivendo le imprese del settore in questo periodo. E un punto particolare sugli aspetti psicologici, perché abbiamo visto come soltanto la minaccia, tra virgolette, di una possibile espandersi di una nuova ondata di pandemia ha sostanzialmente congelato, come ricordava prima appunto l'assessore, le prenotazioni, le richieste, ha spostato in avanti le prenotazioni, ha creato un clima veramente di incertezza. Vuol dire che dal punto di vista psicologico i consumatori, i turisti hanno bisogno veramente di essere rassicurati e quindi ben vengano le iniziative anche di carattere di comunicazione che la Regione ha messo in piedi per appunto far percepire come la nostra Regione e le strutture turistiche della nostra Regione siano in grado di accogliere e fornire i servizi, erogare i servizi in maniera del tutto sicura verso i consumatori, anche se appunto l'aspetto psicologico, e ragiono anche in prospettiva poi autunnale, quando arriverà magari semplicemente la classica influenza d'autunno, appunto cercare di capire cosa potrà succedere poi in autunno quando arriverà l'influenza, quella classica annuale, e magari con dei sintomi simili a quelli del Covid lì si apriranno delle parentesi, delle considerazioni che però bisognerà comunque già cominciare a fare per poter poi gestirle in maniera positiva queste cose. Per quanto riguarda i pubblici esercizi, quindi soprattutto in particolare le attività di ristorazione, noi puntiamo sempre sul fatto che dovrebbero e devono rientrare a pieno titolo in quelle che sono le attività turistiche. Perché e questa è la domanda? È una considerazione, una domanda, perché come ha accennato prima l'assessore, una delle modalità di spostamento dei motivi per cui la gente viene nella nostra bellissima regione è anche perché in Veneto oggettivamente si mangia bene, ci sono dei ristoranti che sono riconosciuti con stelle, forchette, cappelli e quant'altro dalle guide turistiche più rinomate, sono o erano e speriamo saranno presto frequentati in maniera importante dai turisti, dai nostri residenti stessi, concittadini, per cui chiediamo che sempre più la Regione voglia considerare i ristoranti, le pasticcerie storiche della nostra Regione come attività a pieno titolo che rientrano a pieno titolo nel settore turistico. Allora, questa è una domanda. Assessore, è possibile questo? Oppure quali sono le problematiche che non consentono e i vantaggi che potrebbe dare rientrare in questa categoria? No, ma io sono assolutamente d'accordo. Noi puntiamo molto su quello che è per esempio il turismo enogastronomico della nostra regione, anzi è un prodotto turistico tra l'altro trasversale perché diciamo, prende anche più destinazioni turistiche. Un conto è parlare di prodotto che appunto può essere l'enogastronomia, come può essere, che ne so, il cicloturismo, le arrampicate, insomma questi sono prodotti turistici. Altra cosa le destinazioni, cioè i luoghi dove vai. Ecco, l'enogastronomia riesce a entrare in tanti luoghi della nostra regione, quindi dal mare alla montagna, alle città d'arte, al lago, alle colline, al Polesine, quindi riusciamo fortunatamente, avendo una regione che offre tanto dal punto di vista culinario, anche a collegare il cibo al territorio. Questa è una delle cose che fa parte anche del piano strategico regionale e che stiamo portando avanti, che stiamo incentivando con il turismo slow, lento, il turismo green sul territorio, ma e anche tutto il sistema. Non interrompo per questo, per farle dica. rientrare cioè la categoria di questi pubblici esercizi, farli rientrare nel settore turistico, forse sarebbe vantaggioso per loro, per chi appartiene a questa, è possibile? Cosa implicherebbe? Allora, guardi, non può rientrare dal punto di vista, allora, se facciamo un mero ragionamento pragmatico in termini di finanziamenti, no, sono due categorie diverse e anche noi nella nostra programmazione abbiamo previsto un piano che è quello per esempio del collega Marcato, ora Veneto, che andava incontro proprio al tema anche della somministrazione e del commercio, altro è il mio invece sul tema turistico, detta francamente, che però le due cose
siano assolutamente collegate, soprattutto in termini di comunicazione a livello turistico territoriale, questo sì. Pensi a un tema che è quello dell'agriturismo, dove si collega enogastronomia, tra l'altro legata alla produttività locale, quindi anche all'agricoltura, al chilometro zero, con la ricettività che sempre più oggi si trasforma, è fondamentale proprio in tema anche di Covid, dove la gente, proprio per le questioni psicologiche che dicevamo prima, cerca anche ambienti naturali, tranquilli, dove svolgere una vacanza in serenità, e dove però il cibo e il buon bere diventa un settore trainante, fondamentale. Questo vale per l'agriturismo come vale anche per la semplice ristorazione, che sia di alta gamma o anche di trattorie tipiche, visto che prima parlavamo anche di locali storici e tipici, per esempio all'interno delle mura cittadine, penso per esempio all'interno anche dei borghi. Noi abbiamo 14 borghi più belli d'Italia, quindi c'è un ragionamento molto più complesso che si può fare e che stiamo facendo. Ecco, io le chiedo solo una cosa, rapidissimo perché c'è una pubblicità. Segretario, relativamente agli agriturismi, ha una domanda da fare all'assessore? Sì, so che c'è all'esame del Consiglio Comunale un aggiornamento della legge regionale che disciplina, quindi che regola le attività di agriturismo, e abbiamo presentato sia come FIPE ma anche come Confcommercio e Confturismo del Veneto una lettera con delle richieste di precisazione delle osservazioni su queste modifiche alla legge regionale, perché a nostro avviso, qualora passassero queste modifiche proposte, si andrebbe da un certo punto di vista a snaturare quella che è la regola degli agriturismi, cioè la finalità o comunque la forma mentis, chiamiamo così, di quella che deve essere un'attività agrituristica, che dovrebbe essere sempre collegata e complementare all'attività principale, che dovrebbe rimanere quella agricola. Ecco, secondo noi, se dovessero passare queste modifiche a legge regionale, si andrebbe un po' a snaturare questo concetto, questa concezione, perché si allargano troppo le maglie e le attività agrituristiche dal punto di vista della ricettività diventerebbero fotocopie sbiadite di alberghi, diventerebbero, per quanto riguarda la somministrazione, fotocopie sbiadite dei ristoranti. Chiaro. E quindi a nostro avviso meriterebbe un'analisi più precisa e più puntuale questa modifica della legge. Do subito la parola all'assessore perché siamo qui in tempi stretti e so che ci deve lasciare. Assessore, a questo punto di vista il 50% di attività che vengono dall'agriturismo è sufficiente relativamente per rispondere al segretario? Sì, allora bisognerebbe vederle. Intanto io raccolgo comunque questa osservazione, se non vogliamo dire un grido di dolore, però vorrei precisare una cosa. Allora, ovviamente io come assessore agli agriturismi anche, ovviamente ho cercato anche di recepire alcune istanze di quel mondo là. Devo anche dire che non sono state recepite tutte, perché le richieste erano molte di più di quelle che sono di fatto state accolte, e che noi di nostro abbiamo stralciato proprio per evitare di andare anche in concorrenza con il mondo della ristorazione, e quindi evitare, diciamo, una lotta intestina tra queste due categorie che nessuno vuole. Devo precisare però che alcune tematiche che sono state inserite, penso tutto il tema dell'enoturismo, noi lo abbiamo semplicemente recepito perché fa parte della normativa nazionale che l'ha introdotto e previsto. Bisognerebbe vedere nel dettaglio, so che mi è arrivata una nota, ma magari dopo c'è disponibilità da parte nostra a ragionare con tutte le categorie, anche perché lo affronteremo in commissione consigliare e poi in consiglio, ci saranno le audizioni, quindi tutto il mondo delle categorie avrà la possibilità anche di dire quelle che sono le proprie perplessità. Mi permetto solo di dire una roba, che sulle percentuali dobbiamo tener conto che noi siamo l'unica regione che aveva le percentuali in termini di autoproduzione degli agriturismi che erano spropositate, cioè parlava di un 65% di autoproduzione, che è molto molto elevata. Nessuna regione ha questa situazione, Lombardia e Emilia hanno 35%, tanto per essere chiari. Noi è vero che abbiamo abbassato questa soglia dal 65 al 50, che comunque non è bassa, però abbiamo altresì aumentato dal 20 al 35%
la soglia che ci dice che tu devi dare prodotti IGP, DOP, qualità certificata del territorio, quindi un 50 di autoproduzione, cioè fatta dall'agriturismo, un 35 di prodotti tipici del territorio, quindi fatti anche dalla catena, esatto, ma sempre locali, e solo un 15% proveniente dall'esterno, no? Come invece può avere il mondo della ristorazione, che lo può avere anche al 100%. Ecco, quindi questo ci tenevo a precisarlo. Grazie. Prima di lasciarla, Assessore, solo una cosa: sono previsti dei finanziamenti per le aziende del settore turistico, per quegli hotel, alberghi che non riescono, strutture ricettive che non riescono ad aprire, che hanno difficoltà, ristoranti eccetera, qualche bando regionale, qualche cosa da comunicare? Sì, noi faremo innanzitutto sul piano del collega Marcato possono accedere anche le aziende che operano nel ramo turistico, soprattutto per gli incentivi a tasso zero che vengono elargiti, quindi tutto il tema della liquidità tramite il percorso dei fidi, dei confidi. Secondo, noi faremo un intervento importante con fondi europei per dare incentivi a tutti coloro che vogliono creare prodotti turistici sul territorio nuovi, quindi fatti anche con reti di impresa, consorzi di promozione turistica, ATI, quindi associazioni temporanee di impresa. Attenzione, non solo del mondo della ricettività, ma per esempio anche del mondo della ristorazione, cioè se si mettono assieme più persone che hanno imprese di tipo turistico o di servizio turistico diverso dalla ricettività, quindi non solo camere, noi siamo in grado di dare contribuzioni fino anche al 70% per chi crea un prodotto turistico. Quindi questo è rivolto anche al mondo, che ne so, dell'artigianato, del commercio, che si mette insieme. L'importante è che mi crei un prodotto turistico, ovviamente, però questo è aperto a tutti. E poi faremo anche uno scorrimento del bando per tutte quelle imprese che avevano già chiesto finanziamento regionale per innovare le proprie strutture alberghiere, per esempio. Metteremo qualche milione a disposizione anche per scorrere quella domanda lì che si era fermata, e quindi daremo risposte a molti. Perfetto, questo attraverso le associazioni di categoria oppure attraverso il sito della regione? Come ci si informa? Allora, lo scorrimento della domanda sono bandi che erano già stati aperti e semplicemente facciamo uno scorrimento della graduatoria immettendo denaro fresco, se vogliamo. Nell'altro caso invece faremo un bando, spero entro fine mese, dove daremo la possibilità a tutti appunto di accedere. Devono essere imprese, quindi noi finanziamo solo imprese. Questo è positivo perché sono fondi europei che sono finalizzati proprio ad aiutare le imprese, ripeto, che siano turistiche oppure anche di altro tipo. L'importante è che si mettano insieme per creare un prodotto turistico. Quindi non società, sostanzialmente, non quelle società che possono avere varie strane origini. No, possono essere anche società, purché siano società locali, voglio dire, imprese, società di imprese turistiche che si mettono insieme per creare un prodotto turistico. Certo, l'ultima cosa, proprio velocissima, c'è questo pericolo di shopping mafioso, come è stato definito anche, nel senso che molte aziende del settore turistico sono molto appetibili per far girare del denaro, eccetera. Vi risulta qualcosa? Tu avete qualche controllo, qualche attività per cercare di sostenere che non avvenga questo fenomeno terrificante che metterebbe in croce un ambito molto delicato? Innanzitutto noi siamo una delle poche regioni che ancora qualche anno fa si era dotato di una legge proprio per il controllo delle infiltrazioni mafiose. Detto questo, è ovvio che in un momento come questo di difficoltà, di necessità di liquidità, è facile che purtroppo queste infiltrazioni ci siano, perché purtroppo la malavita si insinua proprio in questi momenti, quando c'è bisogno di soldi, di necessità, e quindi noi stiamo cercando di dare risposta con i fondi che abbiamo a disposizione come regione, come Veneto Sviluppo, aspettando anche l'intervento importante e massiccio dello Stato, che secondo noi è fondamentale, perché altrimenti questo rischio c'è. So che c'è alta l'attenzione da parte delle procure, da parte della finanza, da questo punto di vista. Noi siamo in collaborazione con questi enti, quindi quando ci arriva qualcosa da questo punto di vista siamo i primi
a segnalarlo. Ecco, siccome siamo in chiusura, però volevo anche tranquillizzare il segretario, mi scusi se torno su quel tema là della FIPE, per dire che comunque anche sul tema della legge degli agriturismi noi siamo aperti a qualsiasi ragionamento, quindi forzature non se le vogliono fare. Ovviamente io ho portato quelle che potevano essere le richieste del mio comparto, però ripeto, in commissione, in aula ci saranno ragionamenti aperti con tutte le categorie, quindi noi siamo aperti anche a ragionare insieme, a trovare i punti di equilibrio, di caduta su questi ragionamenti. Quindi insomma evitiamo scontro sociale tra categorie che hanno tutte necessità di poter vivere in questo momento di difficoltà, e cerchiamo invece di trovare il punto di equilibrio che vada bene a tutti quanti. Assessore, guardi, la ringrazio tantissimo della disponibilità che ci ha dato, anche immagino il segretario. Assolutamente. Perfetto, guardi, le auguro buon lavoro, lo lascio perché puntualmente aveva chiesto di essere liberato in questo momento, quindi buon proseguimento, grazie a lei, ci rivedremo magari sperando di dare buone notizie di rendicontazioni dopo l'estate. Grazie e buon lavoro a lei e buon ascolto a tutti gli ascoltatori. Grazie ancora Assessore Canella, Assessore al Turismo della Regione del Veneto. Noi cari telespettatori andiamo in pubblicità rapidissimi, poi ritorniamo in studio col nostro ospite.